Le tracce trovate vicino al freno a mano e sulla tappezzeria del sedile anteriore lato passeggero potrebbero non essere sangue. Sarebbe questo il risultato del primo test, quello del reagente, sulle macchie trovate nell'auto di Alex Marangon. È stato effettuato infatti in queste ore l'accertamento irripetibile su richiesta della Procura di Treviso. Ovviamente bisognerà attendere la relazione dei periti che verrà consegnata in procura non prima di una settimana. Ed è ancora avvolta nel mistero la morte di Alex, il 26enne barista veneziano, trovato nelle acque del Piave a Ciano del Montello dopo aver partecipato ad un rito sciamanico a Vidor. L'auto del 26enne era stata sequestrata dai carabinieri poco dopo il rinvenimento del corpo, che presentava evidenti traumi e lesioni, soprattutto alla testa. Un esame post mortem che infatti ha costretto la Procura di Treviso ad aprire un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. Tante le domande che ancora attendono una risposta. I genitori di Alex vogliono sapere la verità su una morte tanto violenta e improvvisa.